Tra i tanti luoghi comuni che si sentono dire, ci sarebbe quello che Tosi rappresenterebbe un voto centrista e Salvini un voto di destra. La storia politico-amministrativa di Flavio racconta però ben altra realtà. C'è anche una destra etica, identitaria e capace che sta con Tosi? Sì, ci siamo noi, ci sono io, ci sono gli amici e i camerati di Progetto Nazionale, ci sono tanti eletti nelle circoscrizioni o nei comuni della provincia che vengono da esperienze di destra, prima nel Movimento Sociale, poi in Alleanza Nazionale. Oggi non c'è più un partito di riferimento preciso per la destra che si è dispersa in varie formazioni, quindi scegliendo un candidato che ha un'esperienza amministrativa e soprattutto ha un'appartenenza etica e valoriale di destra identitaria, io credo che diamo una bella risposta a tutti quelli che dicono che Salvini potrebbe essere il leader di una destra, che non c'è, anche perché Salvini a mio avviso proviene da esperienze politiche decisamente diverse. Il voto dato a chi rappresenta la destra che si definisce libera, sociale e nazionale, che tu in queste elezioni rappresenti per Verona e provincia, che importanza e che significato può avere in prospettiva futura? Beh, l'importanza è sempre quella di andare incontro ai cittadini, a mio avviso, cioè della buona amministrazione, della capacità di dare delle risposte, di ascoltare e di concretizzare quelli che sono i programmi. Quindi una scelta di questo tipo può permettere ai veronesi, alla città di Verona, di ritornare ad avere una visione più ampia di quella che è stata limitata in questi anni a una sfera provinciale, può permettere appunto di un maggior respiro, un respiro non solo regionale ma anche nazionale e soprattutto, visto che la città di Verona è una città turistica, anche di respiro internazionale. Ed infine, cosa dovrebbe aspettarsi da una tua eventuale elezione l'elettorato di destra che ti sostiene? Beh, la continuità nelle nostre cose identitarie. Io tutte le volte che sono stato eletto ho marcato la mia presenza nel Consiglio Comunale di Verona con una serie di atti precisi che vanno dall'intitolazione di vie ad esponenti della destra storica, che vanno da ordini del giorno a favore di attività culturali e sociali nel nostro mondo, che vanno dalla partecipazione anche a manifestazioni di altre formazioni politiche o culturali comunque parallele o vicine alla destra, e quindi la dimostrazione che una volta eletto non è che ci dimentichiamo del nostro mondo, anzi continuiamo a stargli vicino e a interpretarne le esigenze e la volontà.